Giulia, un'altra vittoria, la terza consecutiva, continuate nel vostro cammino. Tu oggi sei partita dalla panchina, sei entrata poi nella finale. Come hai visto le tue compagne, soprattutto nel primo tempo, dove hanno un po' faticato, mentre poi nella ripresa sono tornate alla grande. Sì, come hai detto tu, il primo tempo abbiamo faticato, eravamo leggermente sottotono, ma a fine campionato ci può anche stare. L'importante appunto è aver ripreso la partita, l'abbiamo fatto con atteggiamento, con carattere, con grinta, da grande squadra e con grande unione. Quindi questa era l'importanza, l'importante è l'importanza di appunto portare i 3 punti a casa. Oggi è entrata in campo anche lei nel secondo tempo, Martina Secchi, tripletta, che comunque vi ha aiutato molto a indirizzare poi il risultato finale della partita. Che cosa vi siete dette nello spogliatoio? Se le hai detto qualcosa e come avete festeggiato? Guarda, Sentivo di un pallone che voleva portare a casa prima. sembra il destino, ma ha dormito con me in hotel, quindi per questo ha fatto la tripletta. No, Marti, come tutti i giocatori, durante l'anno passano momenti sì, momenti no. Comunque è una grande giocatrice, ha margini di miglioramento, è giovane e oggi ci ha trasportato sicuramente, lei è stata decisiva, ci ha trasportato nella vittoria e in questi 3 punti importantissimi. Ultime 4 di campionato, si comincia mercoledì, la sfida con la Ternana. Quanto è bello andare a giocarsela con comunque la possibilità, insomma, sai che puoi arrivare là davanti. Inizio campionato ovviamente non era questo l'obiettivo della società, man mano vincendo a Formello il percorso andava avanti, andava sempre meglio e quindi ormai sei lì e te la giochi. E, come hai detto tu, è bello che ancora a 4 partite dalla fine hai qualcosa da dire a questo campionato, te la puoi giocare e te la puoi giocare da vincente. Noi comunque andiamo a Terni a farci la nostra partita, ce la giochiamo, poi il campo dirà la sua. Mister, siete passate in vantaggio nel primo tempo, poi il Cesena nel secondo l'ha ribaltata. Che sensazioni le lascia questa sconfitta? Comunque oggi la prestazione c'è stata. Il primo tempo abbiamo fatto tutto quello che avevamo preparato durante la settimana e ci siamo anche riusciti bene perché siamo passati in vantaggio e loro avevano il predominio del campo, però siamo stati bravi a difenderci e a colpire nelle azioni che abbiamo fatto nel primo tempo. Nel secondo tempo invece è uscita proprio la forza del Cesena e la classifica lo sta dimostrando che è una delle migliori squadre del campionato e sta lottando per la Serie A, per cui ci ha messo in grande difficoltà. Ecco, torno un attimo indietro, partiamo dall'inizio, le scelte di formazione, anche oggi confermata la difesa 3, però più un 3-4-3 con Bettalli davanti. Come mai questa scelta? E poi comunque possiamo dire che per una parte ha ripagato, perché nel primo tempo avete imbrigliato bene il Cesena e poi Bettalli ha anche segnato. Sì, abbiamo guardato il Cesena e sugli esterni avevano e hanno delle giocatrici molto brave sull'uno contro uno, per cui abbiamo preferito abbassare il play nella linea difensiva e i terzini aggressivi sugli esterni per limitarli il più possibile, e così è stato. Poi ovviamente la partita dura 90 e passa minuti e le individualità del Cesena con il gioco anche che hanno ci hanno messo in difficoltà e come ho detto prima la classifica dimostra che sono un'ottima squadra. Ecco, ultime 4 di campionato, si comincia mercoledì andando a Parma. Che partita sarà? Sarà una partita tosta per noi e noi cercheremo di disputare la nostra partita e di dare il massimo per raggiungere il risultato. Giorgia, è arrivata un'altra sconfitta dopo la partita con la Ternana. Oggi però nel primo tempo avete fatto una grande prestazione, chiuso in vantaggio tra l'altro con il tuo gol, il 7° stagionale. Che sensazioni ti lascia? Ovviamente immagino tu sia contenta per il gol, ma poi la sconfitta fa sempre male. La sconfitta fa sempre male, soprattutto appunto per come era iniziata, con un buon primo tempo. Avevamo sfruttato le poche occasioni che avevamo creato, ma era una partita molto equilibrata nel primo tempo. Mi lascia... non mi lascia niente, perché sinceramente io principalmente penso prima alla squadra e quindi questa sconfitta fa male perché ci avevamo creduto. Poi il secondo tempo loro evidentemente sono state più determinate, più precise di noi e sono riuscite a
ribaltare la partita. Oggi ti abbiamo visto come punta nel tridente, come attaccante esterno, come ti sei trovata in questa posizione? No, è sicuramente una posizione più avanzata, cerco di adattarmi alle esigenze della squadra, poi oggi vabbè, è arrivato anche il gol, quindi mi sono trovata abbastanza bene, ecco, mi metto a disposizione sempre della squadra e del mister. Chiudendo, ti chiedo, mercoledì una nuova partita, andrete a giocare in casa del Parma, che partita sarà? Immagino comunque difficile. Sarà sicuramente una partita difficile perché anche loro si stanno giocando questo secondo posto per lo spareggio, ma noi non andiamo già sconfitte, anzi andremo lì e daremo tutto come in ogni partita e proveremo a portare via più punti possibili. Mister, terza vittoria consecutiva dopo quella con il Chievo, anche oggi espugnato Genova. Andate sotto nel primo tempo, forse potevate anche andare in vantaggio perché c'è stata una grande occasione con Jansen, poi il Genoa è bravo a passare in vantaggio, nella ripresa però l'avete completamente ribaltata e nel finale poi avete chiuso la grande. Sì, diciamo che il primo tempo probabilmente c'erano pochi spazi perché il Genoa si è coperto molto e non riuscivamo a trovare degli spazi, delle linee di passaggio per andare più cattivi dentro l'area. Sicuramente abbiamo avuto un approccio rispetto ad altre volte più molle, secondo me, però abbiamo davanti una squadra che si era organizzata bene, che si difendeva con ordine, abbiamo provato ad andarla a prendere alta, ma non abbiamo trovato tanto spazio e secondo tempo abbiamo atteso un pochino di più, abbiamo cambiato il modo di andarla a prendere. Qualche spazio in più si è creato, sicuramente siamo entrati dentro con un altro piglio perché credo che questa squadra sta dimostrando di avere un carattere veramente importante, perché vincere a Genova in questa maniera non credo che sia semplice per nessuno. Al di là poi insomma, il carattere l'avete dimostrato, poi però la classifica vi sorride perché sono 64 i punti raccolti, come ha scritto lei qualche giorno fa sui propri social, avete la certezza di essere nelle prime 4 del campionato. Che orgoglio è questo traguardo, un mini traguardo raggiunto perché siete ancora in corsa per il secondo posto. Per noi è un traguardo incredibile perché eravamo partiti per salvarci e abbiamo messo le squadre come Genova distanti più di 20 punti, e squadre come le due veronesi distanti anche loro più di 20 punti, quindi insomma è un campionato secondo me stratosferico da parte delle ragazze, indipendentemente da quello che sarà l'esito delle prossime partite. E è chiaro che adesso con questa vittoria noi ce la andremo a giocare fino all'ultima giornata perché sono partite comunque che dobbiamo vincere e tutte, non possiamo fare tanti calcoli perché se vogliamo andare allo spareggio noi dobbiamo battere i nostri avversari da qui alla fine, però credo che dopo questa partita veramente adesso ci sia la certezza di giocarci di tutto per tutto nelle ultime 4 partite fino all'ultima giornata e questo credo che sia un vanto per questa società e per queste ragazze perché se lo meritano veramente. Ecco, cominciando da mercoledì che c'è una partita niente male in casa della Ternana. Sì, diciamo che non siamo molto fortunati con le trasferte perché all'andata abbiamo giocato 2 partite in casa chiaramente di fila, ma prima della pausa natalizia e post pausa natalizia, quindi praticamente non ce ne siamo accorti. E invece adesso abbiamo questa lunga trasferta, torniamo a casa e mercoledì andiamo a Terni, che chiaramente è una partita che si commenta da sola, bella da vivere, bella da giocare. È chiaro che quando si vince poi le energie si recuperano più in fretta, quindi adesso torniamo a casa contenti di questa vittoria, di questa bella vittoria, ci riposiamo e ricarichiamo le batterie perché mercoledì andremo a Terni per dare battaglia e come ho detto prima non dobbiamo fare calcoli, quindi noi non abbiamo tanti risultati rispetto alla Ternana che è in vantaggio rispetto a noi, quindi può anche permettersi qualche risultato diverso, noi dobbiamo solo vincere.